degli onorevoli, delle regioni, delle province, e avanti di questo passo non abbiamo parlato di questi tagli. Quanto tutta questa gente messa insieme contribuisce per risolvere il problema? Non è possibile che l'85% del prelievo venga fatto sugli operai e sui pensionati, non è possibile, non sta in piedi. Non può stare in piedi un senatore che mangia al Senato nel ristorante a 1,90 € e un bambino dell'asilo spende 4,10 €. Non è possibile, non sta in piedi questa cosa. Non è possibile. E per fortuna che il Comune di Concordia quest'anno non ha aumentato le rette. Gli ultimi 3 anni non ha aumentato le rette. È bastato aumentare a Portogallo, che ho parlato col sindaco, un 0, qualcosa per scatenare un pandemonio. Dunque siamo al limite della tolleranza, siamo al limite della sopportabilità di una situazione che non può più andare avanti di questa maniera. Non è stato fatto nessun taglio a quel livello. Si è parlato del taglio delle province, tutti ne parlavano e nessuno ha fatto niente. Anzi, il PD, astenendosi, ha sbagliato ad assumere questo atteggiamento. Poi l'abbiamo riconosciuto tutti, ma in ritardo. Assolutamente non va e non si può andare in questa direzione e non si possono riavere e riaccaparrare consensi, perché se noi ci proponiamo, noi diciamo, se il PD si propone di essere un'alternativa a questo governo, su questa strada in questo momento non ci siamo. Bisogna cambiare qualcosa, bisogna fare qualcosa di diverso e allora bisogna farlo. Per esempio sulla questione, quello che diceva Gianfranco adesso, sulla questione delle province, sono d'accordo con lui, nel senso che alla Camera hanno sbagliato, ma hanno sbagliato solo per un motivo, nel senso che gli italiani è più facile metterli in culo che in testa. Vi spiego. È stato sbagliato perché quell'ordine del giorno non sarebbe andato da nessuna parte, cioè prevedeva solo, era un ordine del giorno che prevedeva solo che si iniziava a trattare la questione delle province in aula della Camera e ammesso che fosse passata l'abolizione, poi al Senato quell'abolizione non sarebbe passata. Quindi perché i colleghi della Camera hanno sbagliato? Perché andavamo al veto, nel senso che abbiamo dato il gioco della bandierina in mano a Italia dei Valori, quando in realtà si andava al veto e si dimostrava chi voleva, chi non voleva, perché viceversa Franceschini e Bersani stavano tentando di fare una trattativa che veramente avrebbe portato a ridurre le province, perché stavano facendo una trattativa col PDL perché la Costituzione non la cambia con solo con minoranza. Vi spiego? Cioè, o vogliamo prenderci in giro o se no fra 3 mesi, fra 4 mesi, quando finisce la legislatura ci troviamo ancora in questa situazione. E invece siccome credo che quando dobbiamo parlare di Costituzione abbiamo già detto che non si cambia più da soli, e quindi siccome la stiamo parlando di Costituzione, rispetto a questo anche la riduzione dei parlamentari, le proposte ci sono, dimezzamento del PD. Sapete qual è? Non solo dei... Sì, adesso arrivo. Anche l'altro importante è che non ce la facciamo mettere invece lì in testa da un'altra parte, poi vi spiego perché. Allora, rispetto a questo, cosa sta succedendo al Senato? Noi abbiamo proposto la proposta del dimezzamento. Perché dimezzamento? Molto semplice, è cambiato il mondo. Cioè, grazie agli strumenti oggi, io mentre stavo qua in riunione con voi, sono riuscito a dialogare con altre 3 persone. Nel 1948 non era possibile. Era chiaro che serviva un parlamentare dove poter tirare la giacca, dove avesse un ufficio. Adesso è cambiato il mondo, non ha più la necessità che uno rappresenti 100.000 abitanti, capite? È cambiato, quindi. Ma su questo sta arrivato un accordo che dice 250 senatori e 450 deputati. Facciamo il gioco della bandierina e diciamo che va bene metà o portiamo a casa questo, visto che l'accordo deve fare tra tutti? Chiedo perché far politica anche fa questo. Se volete che portiamo a casa la bandierina da agitare, decidiamo metà e resta così, cioè resteranno 630 e 320. Anzi, io sono convinto che alla fine si andrà a votare prima per evitare il referendum. Quindi si va addirittura con la legge. Questo è quello che sta succedendo. Allora, vogliamo fare politica e affrontare dei problemi o fare i giochini? Siccome io credo che non dobbiamo prenderci in giro, dobbiamo dire la verità, rispetto a questo io credo
l'esempio dall'alto. È chiaro che la questione non funziona. Sulla questione dei buoni pasto, della mensa, che adesso è cambiato, adesso posso dirti che uno dipende che va a mangiare là, perché è l'unico modo per far presto riuscire a fare le commissioni, perché se vai fuori non riesci a fare le commissioni. Però adesso c'è metà gente, perché adesso il prezzo è normale come i ristoranti esterni, tanto che uno dei parlamentari ha già proposto una convenzione con i ristoranti esterni. Quindi fra qualche anno succederà che alla fine non mangerete che costa più di prima, che sapete cosa hanno fatto col barbiere? Ricordate la polemica? Adesso tagliarsi i capelli me lo sono tagliato una volta solo, perché voglio tagliarmi dal mio barbiere nel mio paese, perché è l'occasione in cui senti cosa succede, no? Poi per terra e capisci cosa succede, che è la cosa migliore. Lo sono andato una volta per provare. Adesso ho scoperto che chi va paga 18 euro, quando io da me pago 12. Non so qua, ma da me pago 12. Dico, alla fine, siccome quei dipendenti sono dipendenti della Camera, in quel caso, sono pagati a non fare neanche il lavoro, perché siamo a questa assurdità. Allora, su questo è stato cambiato la questione dei buoni, perché era assurdo, ma posso dirti che quando è venuto fuori il problema, 6 mesi fa, io in ufficio di presidenza dico a Schifani, dico Presidente, cambiamo i prezzi, perché guardate, sta cambiando il mondo. È vero, una volta che bisogna cambiare, dice, io non cambierò mai i prezzi sulla base di un articolo del giornale. Ebbene, dopo gli articoli del giornale sono diventati 100, hanno deciso di cambiare i prezzi e sono passati da un estremo all'altro. Per cui adesso abbiamo